Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo con Telefriuli. È morto a seguito di un malore l'uomo di 67 anni scomparso ieri nella zona di Montereale Valcellina mentre andava a funghi. Il triste epilogo della macchina dei soccorsi e delle ricerche è arrivato poco dopo le 9:30 di oggi, quando un corridore impegnato nel suo quotidiano allenamento ha notato un corpo riverso a terra lungo un sentiero secondario alle pendici del Monte Spia. L'allarme era scattato a mezzogiorno di ieri, quando i familiari non avevano visto il congiunto rincasare né rispondere al telefono cellulare. Da lì si è attivato immediatamente un corposo dispiegamento di forze con droni, elicotteri e cani molecolari. Tra le varie squadre hanno operato a lungo una trentina di soccorritori, tra uomini del soccorso alpino, volontari della protezione civile, militari della Guardia di Finanza, carabinieri e perfino alcuni cittadini del posto. Ha perso il controllo del furgone che stava conducendo, intestato alla TDE Trasporti di Udine, ed è finito fuori strada. La corsa è terminata in mezzo ai campi. Momenti di paura questa mattina alle 5:30 lungo la viabilità che da Chions porta ad Azzano Decimo. Le cause sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Pordenone. Immediata l'attivazione della macchina dei soccorsi, sono intervenuti l'equipaggio con un'ambulanza da Azzano Decimo e pure l'elisoccorso regionale. L'autista del furgone è stato poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita nonostante il codice di rientro dell'elicottero fosse giallo. Il mezzo incidentato è stato recuperato dal soccorso stradale Pupulin. Parliamo adesso di vendemmia. Quella di quest'anno sarà una vendemmia di alta qualità e anche la produzione risentirà meno del previsto della siccità estiva. La previsione per il Friuli Venezia Giulia è di 2 milioni di ettolitri. Grandi le aspettative per i vini rossi. Un'ottima vendemmia, migliore del previsto per il Friuli Venezia Giulia, tanto che la produzione che le previsioni davano in diminuzione del 10-15% a causa della forte siccità non è particolarmente risentito. Sono concordi su questo Assoenologi, Unione Italiana Vini, Ismea e Coldiretti, sottolineando come la produzione in regione si aggirerà attorno ai 2 milioni di ettolitri. Il livello qualitativo si collocherà tra il buono e l'ottimo. Tuttavia il giudizio va distinto per le diverse aziende agricole. Chi ha potuto irrigare e limitare i danni della siccità ha avuto produzioni anche superiori al 2021, mentre chi ha patito di più le alte temperature estive si è ritrovato con un raccolto decisamente più magro, che ha fatto segnare anche gravi perdite, cosa che ha posto l'accento sulla necessità, anche per l'irrigazione dei vigneti, di realizzare in futuro piccoli invasi per la captazione e lo stoccaggio delle acque meteoriche. Quanto all'attuale vendemmia in regione, come sottolineato dal responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti FVG, Marco Malison, la raccolta, iniziata nella terza decade di agosto, è stata più che buona. Tutte le uve bianche, ad eccezione di Verduzzo e Piccoletti, sono state raccolte, mentre la vendemmia delle uve a bacca nera è appena iniziata e l'abbassamento delle temperature degli ultimi giorni agevola le operazioni di raccolta, che si protrarranno ancora per un paio di settimane, con grandi aspettative in quanto ad aromi e struttura dei vini rossi. Per gli uffici comunali gestire il procedimento elettorale è complicato ed è pure oneroso e le difficoltà sono maggiori nei comuni più piccoli. Ad evidenziarlo è l'assessore comunale di Udine Alessandro Ciani, il quale evidenzia come sia giunto il momento di aggiornare le procedure attuali. Il lavoro dei comuni per le elezioni, per tutte le elezioni, anche per quelle più lontane, diciamo, dalle esigenze delle città, quindi i referendum nazionali e le elezioni politiche, è un lavoro davvero enorme. Per i comuni molto piccoli che hanno enormi carenze di personale, ovviamente sono delle giornate estremamente delicate. E io penso che insomma, lo Stato dovrebbe iniziare a capire che delle normative che hanno moltissimi decenni, il procedimento elettorale è tutto un procedimento cartaceo, sarebbero da rivedere, e che soprattutto il peso non riversi tutto sui comuni che hanno delle difficoltà enormi a garantire dei servizi essenziali. E non dimentichiamoci che quest'anno è il secondo periodo elettorale nel corso del 2022. E tra l'altro c'è tutta una serie di adempimenti anche per persone che non possono andare fisicamente a votare. È un lavoro anche aggravato dal tema ovviamente del Covid, perché ci sono ancora dei positivi, e quindi per tutti i cittadini positivi che ne dovessero fare richiesta c'è la possibilità di votare da casa, quindi un seggio volante, diciamo, che i comuni forniscono per coloro che sono positivi e che però ovviamente possono assolutamente esercitare il loro diritto di voto. Il voto Covid è in capo a Udine anche per i comuni dell'Interland. Ci sono poi le persone che hanno diritto al voto domiciliare, quindi persone che attraverso la presentazione di un certificato medico possono avere appunto la possibilità di votare a casa, e il comune di Udine per le persone, penso ad esempio alle persone anziane, alle persone con problemi di deambulazione che ne facciano richiesta, fornisce poi un supporto, quindi
Andiamo a prendere le persone a casa, le trasportiamo al loro seggio e le aiutiamo ad esercitare questo fondamentale diritto. Ecco, tra l'altro in questi giorni l'ufficio elettorale è funzionante praticamente sempre. Assolutamente sì, ovviamente sono giorni molto concitati. Penso sia importante che i cittadini sappiano che l'ufficio elettorale è aperto anche la domenica del voto per il rilascio delle tessere elettorali e se qualcuno avesse la necessità di dover fare la carta d'identità, sia il sabato che la domenica l'anagrafe di Udine è aperta per i cittadini che si rendessero conto di essere sprovvisti del documento di identità che ovviamente è fondamentale per poter poi esercitare il diritto di voto. Icrea Banca ha perfezionato l'acquisto della quota del 47% del capitale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, detenuta dalla Regione. Detiene ora quindi il 100% della banca. L'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli spiega che Mediocredito continuerà ad occuparsi della gestione degli strumenti finanziari per imprese e famiglie, come gli interventi sulla casa, fino al prossimo anno, ovvero il 2023, quando opererà la nuova società FVG Plus. Sono state cedute le residue quote azionarie di Regione Friuli Venezia Giulia in Banca Mediocredito al socio di maggioranza Icrea per un controvalore di 26 milioni di euro. I servizi che Banca Mediocredito ha finora esercitato per conto della Regione per quanto riguarda le piccole e medie imprese e il settore casa continuano ad essere appunto realizzate e messe a terra da Banca Mediocredito, questo fino all'avvio della nostra nuova società che è appunto FVG Plus, che ha il compito dal gennaio del 2023 di riuscire a dare risposte in termini di strumenti finanziari per il mondo produttivo ed anche per il settore privato delle famiglie in prospettiva. Diamo adesso uno sguardo all'evoluzione della pandemia da Covid-19. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 795 nuovi contagi da coronavirus. Si registra anche il decesso di 4 persone, 2 a Trieste, 1 a Udine e l'altra invece a Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 109. Pordenone, quartiere di Rorai Grande, qui da un anno a questa parte nella zona delle Case Ater, continuano a manifestarsi a detta di alcuni residenti che hanno deciso di rivolgersi direttamente a Telefriuli, episodi che creano allarme sociale, scorribande, schiamazzi, minacce e giro ipotetico di sostanze stupefacenti. Per contro il sindaco Alessandro Ciriani ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo. È sfuggita di mano, ma tanto. Ormai fanno quello che vogliono. Francesco Benedetto è uno dei tanti residenti nel quadrilatero di abitazioni Ater di Rorai Grande che protesta. Tra le vie Aprilia, Pontine Latine e Sabaudia, da un anno a questa parte la pace sembra essere un qualcosa di molto lontano. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini alle forze dell'ordine, lamentano scorribande continue anche nel cuore della notte, minacce nei confronti di persone anziane e sospetti relativi ad un giro di sostanze stupefacenti. La gente non ne può più, non escono più, i signori anziani non escono più perché hanno paura di fare la chiacchierata. Una volta venivano giù sulle panchine, si facevano la chiacchierata, adesso sono rinchiusi dentro in casa, sono come in carcere. Diversa la visione del sindaco Alessandro Ciriani. Il centro di aggregazione giovanile è sorvegliato, ci sono i controlli dei vigili, c'è tutto, ovviamente poi c'è sempre chi non è contento, però è un contesto molto particolare quello, da qui a dipingere la situazione di degrado di pericolo, francamente io direi proprio di no. Nella giornata di ieri si è registrata in città a Udine una recrudescenza del fenomeno dei tentativi di truffe telefoniche. Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, gli agenti della Polizia di Stato e delle volanti della Questura di Udine sono intervenuti per 3 tentativi, per fortuna non andati a buon fine. Ci segnalano però un tentativo invece andato a segno, di questo però se ne stanno occupando i carabinieri. Sono state 3 signore di 89, 90 e 97 anni residente in città, sono state contattate sul telefono di linea fissa da una donna che dichiarava di essere la figlia gravemente ammalata e ricoverata in ospedale, che necessitava immediatamente di denaro per far fronte alle costose cure o al limite di gioielli per poter
per rivenderli. Di fatto, fortunatamente, in tutti e tre i casi, le anziane, non riconoscendo la voce femminile dall'altro capo del telefono, hanno interrotto immediatamente la comunicazione. Sui casi, i poliziotti della questura di Udine stanno svolgendo attività di indagine volta ad individuare i responsabili. Nell'occasione, prendendo ad esempio la lucidità delle signore udinesi, la Polizia di Stato raccomanda a tutti i cittadini, in particolare agli anziani che vivono da soli, di seguire dei pochi ma utilissimi consigli, alias diffidare ovviamente da chi si presenta o si palesa al telefono e soprattutto chiede gioielli o soldi, quindi ovviamente prestate sempre molta attenzione. A Udine, Gorizia e Trieste venerdì 23 settembre torneranno in piazza i ragazzi dei Fridays for Future. Il nuovo sciopero globale per il clima è stato indetto a 2 giorni dalle elezioni per chiedere ai politici e al prossimo governo un'agenda che abbia tra le priorità l'ambiente e le persone. Con un autunno che vedrà il prezzo del gas alle stelle, non possiamo più permetterci di ignorare il riscaldamento globale e la necessità di un cambiamento e una transizione della nostra società e del nostro modello di sviluppo, sfigano gli attivisti friulani. La protesta inoltre costituirà un'occasione per portare al centro del dibattito pubblico i temi e le misure necessarie per garantire supporto alle persone colpite dagli effetti della crisi energetica. A Udine il corteo partirà da Piazzale Cavedalis alle 9 e arriverà alle 10 in piazza Venerio. A Trieste la manifestazione partirà alle 9 da piazza Oberdan e vedrà la partecipazione anche del collettivo Varsila e del comitato No Ovovia. A Gorizia infine il ritrovo è fissato alle 10 al Parco della Rimembranza e arriverà alle 12 in piazza Sant'Antonio. Era questa la nostra ultimissima notizia, il telegiornale delle 12:30 si conclude qui, rimanete con noi perché tra poco torna l'appuntamento con gli approfondimenti e a voi la linea. A tra pochissimo.